La Regione Sicilia si presenta alla BIT, obiettivo la promozione del territorio. Il prefetto convoca il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Potrebbero essere adottate ulteriori misure restrittive. Attualmente è in vigore l'ordinanza che impone la chiusura dei locali alle 2 e lo stop alla musica e all'alcol da mezzanotte. Fondi per garantire la sicurezza nelle aree rurali, scuola, busse e mezzi per i disabili, ma anche soldi per la festa di Santa Croce di Castel Termini. Gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro incontrano l'ARPA, prosegue l'indagine conoscitiva in vista della finale del progetto Senato e Ambiente. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Regione Sicilia si presenta all'edizione 2023 della BIT di Milano. Il nostro direttore Arturo Cantella. Positivo il riscontro che la Sicilia sta avendo alla BIT, Borsa Internazionale Turismo di Milano, è uno dei maggiori stand più visitati in assoluto nella struttura milanese di Fiera Milano City, dove quest'anno si svolge l'evento, a differenza degli altri anni che si è svolto presso Milano Raw. Nello stand della Regione presenti alla BIT 2023 4 DMO, tra cui Isole Minori, West Sicily, Madonia e Targa Florio, Agrigento e Strada degli Scrittori, insieme agli aeroporti di Catania, Comiso, Lampedusa, Palermo e Trapani. Il Presidente della Regione Schifani si è dichiarato soddisfatto della presenza e del riscontro positivo che sta avendo la nostra Regione, evidenziando nel corso della conferenza stampa tenuta insieme all'assessore Elvira Almata, che ha la delega al turismo, la cultura, il cinema, la moda e l'arte, la tradizione diventano strumenti attuali per fare consolidare l'impegno turistico della Sicilia con uno sguardo al futuro. Il presidente Schifani ha poi incontrato i vertici della DMO Agrigentina, il primo cittadino, e quanti si stanno adoperando per la nuova edizione del Festival del Mandorlo in Fiore, che ritorna dopo la pandemia dal 5 al 12 marzo prossimi, e una serie di eventi collaterali che si svolgeranno in attesa dell'evento finale, a partire dal 21 febbraio prossimo, martedì, con una sfilata di carri allegorici, carnevale in maschera delle scuole a cura della Proloco di Agrigento. Questo padiglione è bello come è bella la Sicilia, siamo entusiasti, siamo fortemente determinati a dare un grandissimo impulso al nostro turismo. I segnali, gli indicatori sono tutti positivi. Abbiamo superato con grande efficacia la pandemia e il blocco del turismo della pandemia. Vi è una forte attrazione da parte degli stranieri. Gli stranieri, in particolar modo gli americani, amano la nostra terra, quindi lavoreremo anche perché i mezzi di trasporto siano sempre più efficaci. Risolveremo, come ho detto più operatori, il problema della Palermo-Catania, che è uno scandalo che ho denunziato, sul quale interverrò in maniera abbastanza determinata nei confronti dell'ANAS. Già ci sono dei rapporti molto intensi con ANAS, devono mantenere gli impegni, non si può ridurre un'arteria strategica della Sicilia come questa. Nello specifico, dopo 3 anni di stop ad Agrigento ritorna il Mandorlo in Fiore, è senza dubbio una grande occasione per rilanciare quella zona meridionale appunto della Sicilia. Sì, lavoreremo per questo, ma lavoreremo anche perché Agrigento è stata individuata come candidata ad essere capitale della cultura, lei lo saprà evidentemente, quindi faremo in modo di verificare se ci sono i presupposti perché possa essere individuata, ce la metteremo tutta. Ma le impressioni devo dire che le ho raccolte dagli altri, da chiunque è venuto sino a questo momento a visitare il nostro stand che a detta degli altri è il più bello di tutti. Dico, ovviamente questo mi inorgoglisce, difatti ho ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato, ma sono ancora più felice perché questo viene fatto per i nostri operatori, questo viene fatto per le DMO per esempio, no, che rappresentano la filiera turistica del territorio, quindi per i portatori di interesse. L'istituzione deve essere presente, l'istituzione deve dare aiuto, oggi ancora più di ieri, visto siamo dopo la pandemia, visto la crisi, adesso la nuova crisi, noi dobbiamo fare in modo di dare l'opportunità veramente di ripresa. Devo dire che c'è stata, i dati del 2022 sono davvero confortanti, abbiamo avuto un numero notevole di turismo sia nazionale che straniero, tornano gli stranieri in Sicilia e questo ci fa molto piacere, e questo
questo perché? Perché c'è stata una strategia dell'assessorato davvero importante. Siamo riusciti evidentemente tramite eventi, penso al Sicily, penso a tutti gli eventi che ci sono stati intorno al Sicily, penso alla grande campagna di comunicazione, penso alle risorse investite per la Film Commission, cioè tutte queste operazioni hanno fatto sì che questi numeri, che questo arrivo di turismo sia stato veramente positivo. Quindi l'obiettivo nostro è quello di continuare su questa strada, chiaramente di migliorare i numeri, no? L'obiettivo deve essere sempre quello di riuscire a dare un qualcosa in più e mantenendo la stessa strategia con delle altre idee innovative che insomma presenteremo in questi giorni e nel prossimo futuro, sono certa che la nostra Sicilia sarà meta scelta sempre di più dal mondo intero, voglio dire. I dati ci portano a dire che gli americani scelgono la Sicilia più che altre mete, ci dicono che molti scelgono la Sicilia per esempio per il cibo, no? Noi siamo rispetto alla Toscana i secondi come scelta di meta dovuta al cibo che c'è in quella regione, e devo dire che la nostra regione di prodotti tipici ne ha diversi, quindi rispetto all'enogastronomia sicuramente riusciremo ad essere i primi a breve, non c'è ombra di dubbio. Bisogna investire in comunicazione, no? Per riuscire a far sì che questo si sappia sempre di più e sempre più nel mondo. Nuovo episodio di violenza in via Atenea ad Agrigento sabato scorso. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha convocato domani una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare le problematiche legate alla movida cittadina, soprattutto dopo gli ultimi 2 gravissimi episodi. Attualmente è in vigore l'ordinanza che impone la chiusura dei locali alle 2 e lo stop alla diffusione della musica e alla somministrazione degli alcolici dalla mezzanotte. Non è escluso che potranno venire adottate delle altre misure restrittive per assicurare maggiore sicurezza nei luoghi e negli orari della movida. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un vertice in prefettura si svolgerà nella giornata di domani con i rappresentanti delle forze dell'ordine, il primo cittadino, in merito ai recenti fatti di cronaca che hanno interessato il nostro centro storico. Ricordiamo che nel giro di pochi giorni si sono verificati 2 liti in pieno centro città. L'altro sabato scorso, come si evince dal video girato e diffuso sui social direttamente dal Codacons di Agrigento, che proprio qualche giorno fa faceva richiesta di un vertice per la sicurezza, il Codacons di Agrigento afferma, come lo descriviamo da parecchio tempo, da quando in piena pandemia si registravano i primi casi di incidenti incontrollati e incontrollabili, visto che nessuno dei componenti lo aveva proposto. Gridiamo ancora più forte di riunire immediatamente il Comitato Provinciale al fine di attivare quelle iniziative di prevenzione e repressione. Il sabato sera il capoluogo, afferma il Codacons, diventa nei fine settimana punto di ritrovo di una grande fetta di giovani che frequentano sia il centro storico che i chioschi di San Leone. Al momento circa le risse del fine settimana non sono state formalizzate denunce e quindi la polizia non potrà procedere, anche se è riuscita a identificare e a denunciare quelli della maxi rissa e componenti. Si dovrà quindi ripensare un piano di sicurezza basato sulla prevenzione e anche un maggiore controllo dei locali nel rispetto dell'ordinanza del Comune di Agrigento e del Sindaco, che prevede la chiusura dei locali fino alle ore 2 di notte. Sarà ovviamente un compito difficile per le forze dell'ordine, considerando che nel giro di 2 giorni si sono verificati episodi incresciosi e vergognosi.
Il Tribunale di Catania ha dichiarato illegale il decreto con cui è stato attuato lo sbarco selettivo ed in particolare il decreto dello scorso 4 novembre con cui è stato imposto in modo discriminatorio il diritto di salvataggio e l'accesso alla procedura di asilo. I dettagli nel servizio. È durato 3 mesi il decreto interministeriale col quale lo scorso 4 novembre il governo Meloni ha inaugurato la pratica di imporre alle navi delle organizzazioni non governative operanti nel Mediterraneo i cosiddetti sbarchi selettivi e così una sentenza del Tribunale Civile di Catania lo ha dichiarato completamente illegittimo, anzi se non fosse cessata la materia del contendere per l'avvenuto sbarco il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri al pagamento delle spese del giudizio, ha spiegato il presidente Marisa Acagnino in un passaggio della sentenza che ha accolto il ricorso di ben 35 migranti della Humanity 1, poi sbarcati nel porto del capoluogo etneo l'8 novembre del 2022. La selezione avvenuta come da decreto in base alle condizioni di salute aveva lasciato a bordo i 35 uomini ritenuti sani e con loro la nave della ONG tedesca SOS Humanity avrebbe dovuto riprendere il mare lasciando così le acque territoriali italiane. Secondo il Tribunale di Catania si sarebbe però impedito in modo discriminatorio il diritto al salvataggio e l'accesso alla procedura di asilo. Fra gli obblighi internazionali assunti dal nostro paese, ha spiegato la presidente Acagnino, nel provvedimento vi è quello di fornire assistenza ad ogni naufrago senza possibilità di distinguere, come sancito nel decreto interministeriale, in base alle condizioni di salute. Dopo lo sbarco di 144 dei 179 naufraghi, i 35 uomini ancora a bordo avevano avviato un procedimento giudiziario accelerato presso il Tribunale Civile per chiedere che fosse garantito con urgenza il loro diritto di richiedenti protezione all'accesso della procedura di asilo a terra. Nel frattempo i migranti avevano iniziato uno sciopero della fame ed era seguita una ulteriore ispezione sanitaria che aveva imposto lo sbarco di tutti in base ad una valutazione psicologica. Così nel giro di 48 ore tutti, compresi i 217 migranti rimasti a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, approdata nelle stesse ore, erano scesi a terra. Lo sbarco ha impedito che i giudici si esprimessero per fermare la condotta illecita da parte dell'Italia e condannare così i ministeri che avevano firmato il provvedimento. In presenza di domanda di protezione internazionale, spiega ancora la presidente della sezione immigrazione del Tribunale Civile di Catania, sorge l'obbligo dello Stato italiano a registrare tale domanda, consentendo così la regolarizzazione, seppur temporanea, della permanenza del migrante nel territorio dello Stato. Secondo gli avvocati Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini e Riccardo Campochiaro, che hanno assistito i 35 migranti nel ricorso, la sentenza è rilevante anche perché ricorda quali sono gli obblighi dell'Italia sanciti dal diritto internazionale e la sentenza chiarisce che violare questi obblighi significherebbe negare dei diritti fondamentali. Sul decreto interministeriale di novembre poi è attesa anche una decisione del Tribunale regionale di Roma sull'azione avviata dalla stessa SOS Humanity, in particolare per la comunicazione ricevuta dalla nave il 4 novembre, firmata dai ministri dell'Interno Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto e delle Infrastrutture e Mobilità Matteo Salvini, che intimava al comandante di non sostare nelle acque italiane se non per il tempo utile ad assicurare operazioni di soccorso ed assistenza a persone che versano in condizioni di emergenza o in precarie condizioni di salute. Il comandante Joachim Ebeling è nuovamente sollecitato a lasciare le acque territoriali dopo lo sbarco selettivo di 144 migranti, ha così respinto la richiesta citando i suoi doveri in base al diritto del mare e spiegando che non avrebbe lasciato il porto sicuro di Catania finché tutte le persone da lui salvate non sarebbero scese a terra. Operazione Altarello, spaccio di cocaina e hashish, la base un covo ultras. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Monreale, in provincia di Palermo, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 7 persone, 2 in custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e una sottoposta ad obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.
indagati a vario titolo per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e furto in abitazione. Il provvedimento emesso dal GIP di Palermo su richiesta della Procura è il risultato di un'indagine iniziata ad agosto del 2020 e conclusa a marzo 2021 e costituisce la prosecuzione dell'operazione Panaro, che nel luglio scorso aveva portato all'arresto di 4 persone, smantellando una base di spaccio nel quartiere palermitano di Bocca di Falco. Stavolta è toccato alla zona di Altarello di Badia. Anche qui, secondo gli inquirenti, era possibile acquistare cocaina, crack, hashish e marijuana. Alcuni dei soggetti indagati collaboravano con gli spacciatori della zona di Bocca di Falco. Secondo le indagini, il giro di affare della vendita di droga si aggirava sui 100.000 euro l'anno. Il centro dell'attività era una taverna abusiva a ritrovo della tifoseria Ultras del Palermo, dove si confezionava la droga e si spacciava. I carabinieri avrebbero anche individuato 2 grossisti che rifornivano l'intera organizzazione. Approvate nell'ultima finanziaria importanti misure al fine di promuovere, monitorare e garantire la sicurezza nelle aree rurali colpite da reati contro il patrimonio e da atti vandalici che mettono a rischio il settore agricolo e l'incolumità dei cittadini. I dettagli nel servizio. Approvate durante l'ultima finanziaria importanti misure al fine di promuovere, monitorare e garantire la sicurezza nelle aree rurali colpite da reati contro il patrimonio e da atti vandalici che mettono a serio rischio il settore agricolo e l'incolumità dei cittadini. Con uno stanziamento di 10 milioni di euro, i dipartimenti regionali dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Sicilia offriranno un'opportunità per siglare protocolli d'intesa con le prefetture, i comuni, il Corpo della Forestale, le organizzazioni di categoria. L'obiettivo è legato al monitoraggio delle aree maggiormente colpite per la prevenzione e il contrasto di quei fenomeni di illegalità che, come si evince dai fatti di cronaca anche più recenti, hanno luogo in queste aree con costi altissimi in termini economici e di sicurezza. Sarà possibile, mediante un coordinamento e rigoroso accordo con le autorità preposte, usufruire nelle zone maggiormente colpite di un servizio privato di vigilanza campestre, guardie particolari e istituti di vigilanza, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini all'interno delle aree rurali. Negli ultimi anni si sono verificati tanti furti, troppi reati nelle zone rurali e dichiara l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana. È arrivato il momento, continua Pace, che la politica dia il proprio contributo alla salvaguardia dei cittadini. Con questo stanziamento vogliamo garantire maggiore sicurezza per tutta la popolazione che vive e lavora in queste aree e soprattutto per gli agricoltori che sempre più vedono saccheggiati i propri terreni agricoli e le proprie aziende. Casteltermini, Grotte, Licata e San Giovanni Gemini potranno dotarsi di scuolabus e mezzi attrezzati per il trasporto di studenti con disabilità per garantire la fruizione scolastica. Lo prevede un emendamento alla finanziaria approvata dall'Assemblea regionale siciliana, proposto dal deputato di Forza Italia Riccardo Gallo. Casteltermini riceverà inoltre dalla Regione un contributo straordinario di 50.000 euro per la realizzazione della festa di Santa Croce. Arturo Cantella. I comuni di Casteltermini, Grotte, Licata, San Giovanni Gemini nell'Agrigentino potranno dotarsi di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi attrezzati per il trasporto di studenti con disabilità per garantire la fruizione scolastica agli studenti del territorio. Lo ha previsto un emendamento alla finanziaria recentemente approvato dall'Assemblea regionale siciliana, proposto dal deputato di Forza Italia Riccardo Gallo, che commentando il voto favorevole ha dichiarato si tratta di un intervento doveroso da parte delle istituzioni per garantire il diritto allo studio ai tantissimi giovani dei nostri comuni. Ci auguriamo, continua Gallo, che ora si possano velocemente espletare tutte le procedure burocratiche per procedere in tempi brevi all'acquisto dei mezzi e renderli operativi al più presto. E sempre grazie a un emendamento proposto dall'onorevole Riccardo Gallo,
il comune di Casteltermini riceverà dalla Regione un contributo straordinario di 50.000 euro per la realizzazione della festa di Santa Croce, una delle più antiche feste religiose della Sicilia, di cui quest'anno ricade la 356esima ricorrenza. La festa, conosciuta anche come Sagra del Tataratà, dello scorso anno è stata iscritta nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, a conferma del suo altissimo valore storico e culturale. Questa festa, continua l'onorevole Gallo, non è soltanto simbolo di un'antichissima tradizione e della devozione dei fedeli, ma costituisce un importante evento culturale per tutto il comprensorio agrigentino. Il contributo da parte della Regione è quindi, conclude Gallo, un importante sostegno per la promozione turistica e culturale non solo di Casteltermini, ma di tutto il nostro territorio. L'ARPA incontra l'Odierna. L'Istituto di Istruzione Superiore di Palma di Montechiaro continua la sua indagine conoscitiva in vista della finale del progetto Senato e Ambiente. Vediamo. Continua l'indagine conoscitiva della terza F e della terza G dell'Odierna. I ragazzi dell'Istituto Superiore di Palma di Montechiaro hanno già conquistato un posto alla finale del progetto Concorso Senato e Ambiente, promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione col Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ultima audizione dei giovani studenti in assetto di commissione parlamentare d'indagine ha come protagonista l'ARPA, con in testa il dirigente Patrizia Cimecca, il funzionario amministrativo Assuntina Di Stefano e il tecnico della prevenzione più avanzato. E di cosa si occupa l'ARPA? L'ARPA, la sigla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è stata istituita nel 2001, quando sono state separate le competenze sanitarie da quelle ambientali. Prima le competenze ambientali erano accoppiate a quelle sanitarie e se ne occupavano le ASP con i laboratori di igiene e profilassi. Nel 2001 invece queste competenze sono state separate e l'ARPA è nata proprio prendendo il personale di questi laboratori di igiene e profilassi. Infatti il reparto chimico, che siamo noi, è passato alle ARPA, mentre il reparto medico è passato alle ASP formando i laboratori di sanità pubblica. E anche le competenze sono a questo punto state separate. Il laboratorio di sanità pubblica ha mantenuto le competenze sanitarie e quindi controllo per esempio delle acque potabili, degli alimenti, anche delle acque di balneazione. Mentre l'ARPA con i laboratori di igiene e profilassi reparto chimico ha conservato le competenze ambientali. Quindi noi ci occupiamo di ambiente. L'ARPA da poco, da qualche anno, è stata rimodulata. Non tutte le strutture fanno tutte le cose. Per esempio il controllo degli agenti fisici viene fatto solo a Palermo, quindi campi elettromagnetici e rumore per esempio è una competenza esclusiva di Palermo. Anche le centraline dell'aria vengono gestite direttamente da Palermo. Noi sul territorio ci occupiamo soprattutto dei controlli. In cosa consiste l'attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente? Allora, il monitoraggio dello stato dell'ambiente è previsto sempre dal decreto legislativo 152, che sarebbe il testo unico ambientale. L'Europa soprattutto ha stabilito dei criteri a cui devono uniformarsi in un certo periodo di tempo tutte le regioni e l'Italia in generale, perché se non si raggiungono questi obiettivi di qualità saremo soggetti anche a sanzioni. Quindi perché è importante il monitoraggio? Perché si può capire solo lo stato di un corso d'acqua, del mare, dell'aria, eccetera, eccetera, se abbiamo dei dati costanti. E infatti questi monitoraggi sono in genere triennali. Così si vede nel corso del triennio come è cambiata e che caratteristiche hanno quei corsi d'acqua, per esempio.
Quali sono le principali fonti e i principali fattori di inquinamento che rilevate? Allora, noi come controlli, per quanto riguarda il decreto legislativo 152, abbiamo delle periodicità fisse per gli impianti di depurazione. Gli impianti di depurazione comunali sono previsti dal decreto e noi abbiamo dei controlli stabiliti per legge che dovremmo rispettare, personale permettendo. Per quanto riguarda le altre attività produttive, che sono tantissime, parliamo delle discariche, delle aziende che producono olio, ma anche delle ittico-conserviene, delle aziende vinicole. Sono moltissime in tutta la provincia di Agrigento, sono 42 comuni e molte volte non riusciamo a controllarli tutti e cerchiamo magari nei periodi particolarmente critici di finalizzare i nostri controlli in dei settori. Per esempio per quanto riguarda le aziende che producono olio, noi cerchiamo di controllarle nei periodi di ottobre e novembre, dove è maggiore la produzione. Il tema preso in esame è l'inquinamento ambientale causato dalle acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive. Si tratta di un prodotto di scarto che invece potrebbe essere considerato risorsa. Troppo spesso accade che questa sostanza altamente inquinante venga sversata nel fiume Palma e nel fiume Naro. Per questi due fiumi è stato, oltre allo stato chimico che è stato rilevato buono, è stato controllato anche lo stato ecologico. Lo stato ecologico è stato sufficiente perché nello stato ecologico questo Limeco tiene conto di diversi parametri, fra cui l'azoto e il fosforo. In questi fiumi è stato rilevato la presenza di questi nutrienti e quindi lo stato raggiunto è sufficiente. L'iniziativa si propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l'attuazione nel proprio territorio e di stimolarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto. Ed il compito degli studenti dell'Odierna è proprio quello di snodare e verificare la fattibilità delle varie soluzioni a questo problema. Le possibili soluzioni per le acque di vegetazione sono, oltre quella più veloce, che per ora è prevista dalla legge dello spandimento sul terreno, potrebbero essere raccolte attraverso dei consorzi e poi riutilizzate magari separandole nelle varie frazioni con componenti pregiate come per esempio i polifenoli, che potrebbero essere riutilizzati nell'industria farmaceutica. Gli alunni hanno raccolto in classe, soprattutto sul territorio, un'attività di ricerca, approfondimento e analisi nelle forme delle indagini conoscitive. Stanno predisponendo un documento conclusivo dopo aver incontrato, oltre l'ARPA, anche Claudio Lombardo, responsabile dell'Associazione Ambientalista Mare Amico, il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, il tenente colonnello Vincenzo Castronovo, comandante del Centro Anticrimine Natura, e il capitano Marco Larovere, comandante della Compagnia di Agrigento. Poi Nicola Svella, amministratore unico della SEAP Depurazione Acque SRL, una delle maggiori realtà imprenditoriali siciliane nel settore ambiente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Naro Digitale, in arrivo la banda ultralarga di Open Fiber. Ieri al Comune la firma dell'accordo. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Al Comune di Naro la sindaca onorevole Maria Grazia Brandara ha firmato la convenzione con Roberto Renna, Regional Manager Sicilia dell'azienda Open Fiber, che ha sancito l'avvio dei lavori per la realizzazione della banda ultralarga in fibra ottica sul territorio narese e consentirà ai cittadini, alle imprese, agli uffici pubblici e alle scuole di usufruire di prestazioni digitali all'avanguardia, finanziati nell'ambito del piano banda ultralarga per le aree bianche del Paese con i fondi del PNRR. La nuova rete a Naro si svilupperà per circa 30 km e coprirà 119 unità immobiliari con una connessione fino a 10 GB al secondo e non graveranno sui fondi del Comune di Naro.
Grazie al progetto di digitalizzazione realizzato da Open Fiber, i nostri cittadini, le attività commerciali e produttive locali potranno usufruire di una infrastruttura di telecomunicazione indispensabile per rimanere al passo con i tempi, beneficiando di una connessione stabile ed ultraveloce che rende il nostro territorio innovativo e attrattivo. Open Fiber oggi al Comune di Naro, effettueremo anche qui un intervento per la continua digitalizzazione del nostro paese. Avremo lavorazioni che effettueremo nel corso dei prossimi 6 mesi. È un importante investimento anche qui nella città di Naro perché appunto forniremo la possibilità ai cittadini e alle imprese di andare verso incontro all'industria 4.0, al telelavoro e così anche alla telemedicina. Garantiamo ovviamente un servizio sia alla pubblica amministrazione che ai cittadini e cercheremo di effettuare nel minor tempo possibile questo intervento. Grazie mille. Siamo stati ormai abituati a fare i conti con questo PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È davvero una soluzione per i nostri territori perché nasce con questa possibilità, con questa opportunità che viene offerta, ma il Sud e la provincia di Messina sta accogliendo questo treno? Nì, nel senso che direi sono ottimista e positivo, basta aprire un qualsiasi giornale o telegiornale o sito internet del nostro comprensorio, della nostra provincia e si vede che ci sono comuni che annunciano di progetti di PNRR che ricevono sostegno e finanziamenti, quindi sta arrivando e sta arrivando bene. Il vero problema non è l'arrivo delle risorse, il vero problema adesso è la gestione delle risorse, cioè i comuni devono essere bravi e capaci a realizzare le infrastrutture e le attività previste. Il piano sta funzionando, adesso i comuni devono essere bravi a far funzionare l'attuazione. Per far questo i comuni hanno bisogno anche di personale adeguato e si tocca un punto dolente. Questo è il vero buco, la difficoltà dei comuni e del personale che c'è ai comuni. I comuni sono stati massacrati negli ultimi decenni, tagli di personale, tagli di risorse e adesso si trovano a gestire tantissime attività, tantissimi progetti, tantissimi soldi. C'è una serie di iniziative a loro sostegno, bisogna fare di più e fare in modo che ci sia più persone nelle pubbliche amministrazioni. Lei ha studiato in modo particolare questo aspetto, ha fatto anche delle pubblicazioni. Qual è dal suo punto di vista il capitolo più interessante che potrebbe incidere in maniera determinante per la provincia di Messina, sempre in riferimento alle varie aree tematiche, ai vari progetti del PNRR? Ma l'investimento più importante secondo me è quello di cui si discute poco, cioè l'investimento sul capitale umano, sulle persone, sui giovani, non soltanto per studiare, ma per la formazione, per avere più strumenti, per risorse che possono essere date alle nuove generazioni e che ci sono per le nuove generazioni per crescere, per migliorarsi, per mettere gli occhi all'altezza del mondo. Ed adesso spazio al carnevale, ci spostiamo a Cattolica Eraclea. Vediamo. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi che hanno permesso il realizzarsi di questa manifestazione, perché dietro la costruzione di un carro c'è un duro lavoro, ci sono giorni, mesi di sacrificio. L'amministrazione è stata da subito partecipe e presente, ha dato subito il via libera ai ragazzi, quindi ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Santino Borsellino, il vice sindaco Michele Spezio e soprattutto voglio ringraziare chi si è adoperato fin dall'inizio affinché tutto ciò avvenisse. Chi ci ha dato la disponibilità del trattore, il consigliere Giuseppe Sciortino, i ragazzi Vincenzo Mulè e il fratello, poi tanti altri soggetti, Liborio Spagnolo, Baldo Campisi, tutti gli sponsor che hanno permesso di dare ossigeno affinché ciò si realizzasse e voglio ringraziare anche a chi ci ha dato i giornali come la signora Consiglio, i ragazzi Felice Formica, Vincenzo Campisi, insomma c'è stata una partecipazione di tutta la comunità affinché questo carnevale si realizzasse, affinché questa festa avvenisse. Perché ci aspettano 4 giorni di divertimento, di sano e puro divertimento, quindi giorno 18, 19, 20 e 21 vi aspettiamo a Cattolica per il Carnevale cattolicese. Parteciperanno anche tutte e 3 le palestre, Antonino Piruzza, Antonella Messina e Caterina Rizzuto in questo grandissimo evento. Devo dire un grazie soprattutto a tutti questi ragazzi che veramente hanno lavorato da mesi sotto la pioggia e il freddo senza fermarsi nemmeno un minuto. E sono un motivo veramente d'orgoglio per la nostra comunità perché grazie a loro noi possiamo usufruire questi giorni di un evento così importante, lieto e felice soprattutto per i bambini del nostro paese
in cui potranno dare sfogo alla loro felicità, alla loro fantasia e potersi divertire. Il carro si chiama Siamo ricchi o non sappiamo. Parte dall'idea che molti disprezzano la nostra terra, molti non capiscono il valore della nostra terra finché non se ne vanno lontano. Quindi siamo ricchi o non sappiamo significa che non apprezziamo i valori, ma in realtà siamo ricchi, che ci dobbiamo impegnare di più per valorizzare questa terra. Oggi è San Valentino, c'è un servizio. Oggi è la festa di San Valentino, una ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo. La festività prende il nome dal santo e martire vescovo cristiano Valentino da Terni e venne istituita da Papa Gelasio I con l'intenzione di cristianizzare la più antica festività romana del Lupercalia dedicata alla fertilità. A regalargli la fama di santo e patrono dell'amore è un episodio riguardante una coppia di innamorati che il giovane vescovo avrebbe incontrato. I due stavano litigando e lui li fece riconciliare facendo volare loro intorno decine di coppie di piccioni. Da questo anche l'espressione piccioncini riferita agli innamorati. La pratica moderna di celebrazione della festa è centrata sullo scambio di regali e messaggi d'amore, le valentine, bigliettini d'amore, spesso sagomati nella forma di cuori, stilizzati o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico. A dare il via alle Valentine Carlo Dorlia, il quale in una lettera si rivolge alla moglie scrivendole «Mia dolce Valentina». Ma è a Geoffrey Chaucer che viene attribuita l'interpretazione di San Valentino come festa degli innamorati. Un po' ovunque la tradizione impone la cena a lume di candela. In Inghilterra o negli Stati Uniti vanno di gran moda i bigliettini anonimi con innamorati che decidono di inviare fiori o cioccolatini senza rivelare la propria identità. Sempre negli USA si inviano valentine anche al papà, alla mamma, ai fratelli, sorelle e amici e la tradizione comincia alle scuole elementari con bigliettini decorati con i personaggi dei cartoni animati e soprattutto dei fumetti. In Spagna vanno fortissimo le rose rosse, mentre le olandesi ricevono spesso cuori di liquilizia. La tradizione giapponese prevede che siano le ragazze a regalare una scatola di cioccolatini ai ragazzi, non solo fidanzati e mariti, ma anche amici, colleghi di lavoro, superiori. Nei paesi islamici la tradizione è scarsamente diffusa e poco tollerata perché è considerata peccaminosa. In Thailandia tradizione vuole che 14 coppie si sfidino per il bacio più lungo, tentando di battere il record mondiale di 32 ore. Insomma, per San Valentino i baci sono di rigore e non vanno mai censurati. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.